I testimoni della Resistenza e della Liberazione, l'inviato Leonardo Zellino, ha incontrato uno degli ultimi partigiani della Valsesia in Piemonte. 92 fra un mese, al 3 di maggio. Fibra forte? No. E invece sì, Giulio Quazzola, alla forza degli alberi della Valsesia, ha scampato a ben 2 eccidi sull'Alpe Fei, a Pozzasca, già a 16 anni a capo di una squadra partigiana dopo aver salvato un compagno. Io in un combattimento ho portato via un ferito a spalle. Quello è una cosa che non me la tolgo. Giulio è uno degli ultimi partigiani della Valsesia, medaglia d'oro per la Resistenza, uno dei primi spazi liberi d'Italia. La Valsesia ha avuto circa un mese di libertà in cui si erano ritirati i fascisti tedeschi, si cercava di instaurare una specie di democrazia guardando al futuro. Bruno è il figlio di Pietro Rastelli, comandante dell'84esima brigata e primo sindaco di Varallo, città che porta ancora i segni dei partigiani caduti. Erano stati posizionati tutti qui in fila e qui sono stati fucilati. La liberazione dal virus, adesso sarebbe quello lì da fare, perché questo è peggio che la guerra, ragazzi. Per via del virus, 25 aprile a casa anche per Giulio, che ci regala una bottiglia di vino, brindate alla libertà, dice. Ma io dico che ce la faremo, ci vuole volontà. Io 3 mesi fa non camminavo più e dopo mi sono forzato, adesso cammino ancora. Tutte le cose ci vuole la volontà di farle.